Eder. Mac. Pallister. La sera del 30 dicembre il qualcuno doveva semplicemente dare e ricevere istruzioni de viso riguardo dove come quando abbandonare qualcosa. Se Liliana fosse stata nascosta nell'abbattitore non poteva rimanerci oltre, molto probabilmente per eludere eventuali ricerche con i cani molecolari. Quel rendezvous di fine anno in tal caso non poteva certo avvenire in pieno giorno, per telefono o a Trieste e nei suoi paraggi. Ragionevolmente dopo la ricognizione della mattina nel boschetto per verificare in luce diurna il posto da indicare, avrebbe avuto la necessità di incontrarsi coi compari. Niente di meglio in questa ipotesi che simulare il traino di un'auto fuori strada, lontano da occhi ed orecchie indiscrete. Simulare già. Potreste con facilità ripetere l'esperimento, con auto simili, nel medesimo luogo, al buio ed al gelo, pur sempre con un lucchetto per biciclette. Vi accorgereste che 1. Il cavetto è troppo corto, non ci sarebbe spazio tra i due veicoli per infilarlo negli anelli e richiuderlo. 2. Il traino doveva avvenire necessariamente in retromarcia. 3. L'auto del trainante doveva allinearsi a quella fuoristrada, nella stessa direzione, mettersi quindi di traverso su entrambe le carreggiate. Per parecchio, troppo tempo. 4. Il lucchetto si sarebbe spezzato al primo tentativo. 5. Non è realistico aver solo immaginato di riuscirci, o anche di giustificare un viaggio di 70 km per provarci. Men che meno che non sia stato visto ostruire la provinciale. In sostanza, per tentare un traino simile serve un cavo di acciaio diametro minimo 8 mm e lunghezza minima 100 cm con asole alle estremità per la congiunzione con grillo in acciaio da 12 mm, qualsivoglia lucchetto si spezzerebbe. Non è minimamente possibile con i cavetti di sicurezza o funi per legare le bici. Neanche corde o funi sarebbero idonee, nelle asole del perno traino non ci passano certo gomene. Ma voi, giusto per servire il pesce lesso, fate pure una prova dimostrativa, caro Eder. Personalmente ho trainato ogni tipo di veicolo, auto, camion, moto, nelle più disparate situazioni. Ribadisco che l'unico motivo valido e realistico, anzi persino cogente, è che sia avvenuto un incontro in modalità super segreta. È concepibile tuttavia una variante. Attirare l'attenzione nel vallone di Gorizia, per distoglierla dal boschetto ex OPP di Trieste come ipotizzò Eder in un precedente video. Nel paraurti anteriore e posteriore lato passeggero della Fiat Cubo c'è un coperchietto rettangolare da sollevare con un cacciavite che, ahimè, lascia il segno, quindi l'intervento su esso è assolutamente riscontrabile. Sotto c'è un foro filettato in cui va avvitato un perno con asora per il traino, pagina 178, figura 176 del libretto Uso e manutenzione. Cremare un corpo durante le indagini, ecco cosa risponde l'intelligenza artificiale. La cremazione potrebbe interferire con l'indagine in corso in quanto potrebbe rendere impossibile o molto difficile ottenere ulteriori prove e informazioni sul corpo. Pertanto è consigliabile consultare un avvocato per comprendere appieno le implicazioni legali in situazioni così delicate. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.